È dovuta intervenire la polizia giovedì sera in via Francesco da Milano, a Treviso, per evitare che un 29enne, già noto per fatti di droga e maltrattamenti ai familiari, facesse del male al nonno ultra ottantenne. L'ennesima richiesta di soldi, il ragazzo che al rifiuto si è accanito contro i mobili di casa dell'anziano, è stato lo stesso pensionato a chiamare il 113. I poliziotti hanno arrestato il giovane per resistenza a pubblico ufficiale. Venerdì sera un altro intervento, stavolta a Castagnole, in via Madonna, famiglia di nordafricani, figlio maggiore di 19 anni che se l'è presa prima col padre, poi con la madre e infine con la sorellina, perché quest'ultima aveva fatto uscire di casa il gattino. Da un lato persona che è andato in escandescenza e quindi poteva degenerare sicuramente il danneggiamento dei mobili in un danneggiamento peggiore o quantomeno in violenza nella persona, l'altro un nucleo familiare composto anche da minori dove l'intervento della polizia è stato non solo di mediazione ma anche di ausilio per allontanare il possibile punto di rottura di una quiete familiare. Il 19enne, che aveva addosso 8 grammi di fumo, è stato allontanato d'urgenza dalla casa familiare con provvedimento del magistrato. Il primo è tenuto all'obbligo di firma 2 volte al giorno in questura. Ad accomunare i 2 casi, 2 inferni domestici, 2 situazioni al limite, proprio la droga. La componente di assunzione di sostanze stupefacenti su entrambi i casi è stata sicuramente una parte importante dell'attività.